antica, almeno paravisa, che sempre benedica, perché con un sorriso le braccia mi rapiva in pietta ma stregniva. Chi ne passione correva in braccia a te e tu casi infamona te cuffiavi me. Ma chi lo tempo antico ti si scordato in me, pensando sempre dica che ne sarà da me, pensando sempre dica che ne sarà da me. A primavera trasa o solo spanna amore e da sto caro scasa un raggio di calore, pensando che torna e che non trova a te. Tu te ne si chiude con auto fantasia e a questa vita mia na fosse raputa. Ma chi lo tempo antico si scordato in me, pensando sempre dica che ne sarà da me, pensando sempre dica che ne sarà da me. Che incanto e che magia, la voce di Mauro Gioia che oggi ci ha presentato la sua personalissima interpretazione del brano Tempo Antico, un testo del grande Enrico Caruso che tra l'altro sarà autore e protagonista del secondo appuntamento del Trianon Viviani Conferenze Cantate, un ciclo di incontri, di approfondimenti dedicati alla musica napoletana. Oggi Mauro è qui con noi, complimenti Mauro, davvero una magia questo brano da te interpretato quest'oggi e che per l'appunto ci riconduce al teatro Trianon Viviani, all'interno del quale ritroviamo un secondo appuntamento di conferenze cantate per dedicarci allo studio anche della musica napoletana. Sì, perché diciamo, l'idea di base di queste conferenze cantate è che ci sono temi che spesso non sono neanche sfiorati, per non dire approfonditi, e che partendo dalle canzoni si può tracciare come una sorta anche di storia dell'Italia o più in particolare di Napoli, fatta di tanti argomenti che le canzoni sfiorano e che noi invece possiamo mettere più a fuoco ed approfondire, come per esempio nel caso di questa conferenza su Enrico Caruso, che ricordiamolo, sì, è stato il più grande dei tenori, però è stato anche diciamo, un artista che ha cambiato completamente la maniera di porsi rispetto alla musica e al canto. Tra l'altro per l'appunto questo appuntamento dedicato al grande Enrico Caruso che ha un po' rivoluzionato, no? Perché è considerato la prima pop star della storia, e a questo a cui tu facevi poc'anzi riferimento. Esattamente. Lui ha aperto il mondo della musica e l'ha resa trasversale. Certo, perché attraverso l'interpretazione di Caruso, noi napoletani, a noi sembra che queste canzoni siano sempre famosissime, eterne, e in realtà sono diventate eterne dopo che le ha interpretate per la prima volta e incise Enrico Caruso, perché lui le incise e hanno iniziato a viaggiare per il mondo. Prima la canzone napoletana era sì conosciuta, ma non aveva passato l'oceano in una maniera così spettacolare. Esatto, in maniera così spettacolare, tante le celebrazioni che per l'appunto oggi ricordano il grande Caruso
Caruso a 100 anni dalla sua morte. Lui però, e lo hai detto adesso, è riuscito ad emozionare non solo il pubblico partenopeo, non solo quello italiano, ma oltre Manica è riuscito ad approdare negli Stati Uniti e ad appassionare coloro che effettivamente poco conoscevano della musica napoletana. Qual è stato il segreto secondo te di Enrico Caruso? Qual è la chiave giusta per emozionare così tanti ascoltatori? Beh, innanzitutto la voce, cioè una voce straordinaria che porta all'interno una grandissima sofferenza, una grande nostalgia, ma anche una grandissima vitalità. E poi il fatto di avere inciso dei dischi, cioè Caruso è stato il primo grande interprete ad incidere dei dischi e a farlo seriamente. Prima di Caruso il disco era uno scherzo, era un gioco. Quando Caruso nel 1902 incide I Pagliacci e vende 1 milione di copie, che straordinaria interpretazione di Caruso con Pagliacci, veramente qualcosa che resta ancora oggi, la sua interpretazione con questa aria lirica. Anche perché lì c'era un'identificazione con la sua sofferenza sentimentale, perché Caruso, non dimentichiamolo, ha avuto una relazione molto travagliata, importante con la madre dei suoi figli, che a un certo punto lo lasciò e lasciò i figli per scappare con un autista. Questa cosa devastò sentimentalmente Enrico, che gli ha lacerato l'anima, ed effettivamente l'interpretazione è stata a dir poco eccezionale, che ancora oggi le nuove generazioni apprezzano e gli riconoscono tantissimo. Una grande eccellenza, una grande star della storia che avremo modo di conoscerne di più attraverso questo appuntamento dedicato di conferenze cantate. Tra l'altro sarà l'occasione anche per vedere altre immagini che ci riconducono alla nostra città e che ci riconducono ad altre leggende del nostro luogo, del nostro territorio partenopeo. Infatti vediamo anche delle immagini dedicate a Enrico Caruso, ma anche a Maradona. C'è questo accostamento di queste due stelle che hanno lasciato un segno vivido ieri, oggi, ma per sempre, secondo noi. Ma infatti abbiamo un po' rischiato a fare questo accostamento, lo fa Maradona e Caruso, che sembrano così lontani, ma in realtà uno era un figlio di Napoli che ha dovuto oltrepassare l'oceano per diventare quello che è diventato. Maradona invece è stato un figlio adottivo della città. Entrambi poi avevano 2 santi, il San Paolo per Maradona, San Giovanniello per Caruso, e sono stati, per esempio in Argentina, ancora adesso, io sono stato a fare una tournée e loro raccontano che per loro Napoli è Maradona e Caruso, quindi è un accostamento che in realtà c'è. E poi entrambi erano personaggi che venivano dal niente, ma dal vero niente, cioè dalla povertà assoluta, e a un certo punto avevano acquisito un'opulenza che volevano dimostrare. Ci sono delle bellissime immagini di Maradona in pelliccia che tutti i napoletani ricordano, e ci sono immagini di Caruso anche in pelliccia, cioè erano 2 figli della stessa Napoli. 2 figli della stessa Napoli che sono diventate figure iconiche nel mondo, a Napoli e non solo, perché il merito anche di Enrico Caruso non è solo quello di aver rivoluzionato la musica, il concetto del fare musica, e quindi davvero di abbracciare una grande fetta di popolazione, ecco, indipendentemente dal loro status sociale, ma la capacità di portare la musica napoletana oltre Napoli, negli Stati Uniti, e quindi portare anche un po' il concetto del Made in Italy nel mondo. Quindi possiamo dire che da questo punto di vista Caruso è un antesignano, un precursore anche dei tempi da un punto di vista sociale. Era un ambasciatore di 2 grandi cose, è stato un grandissimo ambasciatore della canzone napoletana perché l'ha esportata, e poi di rimando la canzone napoletana da New York è arrivata dappertutto, e poi soprattutto del Made in Italy culinario, perché questo lo sanno in pochi, ma Caruso arriva a New York, non spiccica una parola di inglese e inizia a darsi da fare per portare cuochi, camerieri, pizzaioli con i quali brigava per avere permessi di soggiorno, permessi di lavoro. Perché questo? Per ricostruire una sorta di Napoli a New York. Lui si sentiva solo, profondamente solo, perché non si è mai integrato veramente nella grande borghesia che correva ad applaudirlo al Met. Lui preferiva stare con gli italiani Little Italy, preferiva stare nelle trattorie, al punto che si racconta che dopo il leggendario debutto in Rigoletto al Met nel 1903 lui non vada alla cena organizzata dal Met
in suo onore, ma va in una trattoria con gli amici all'Italiita. Cioè. Fa capire ecco il grado anche elevato di umanità e di generosità che aveva Enrico Caruso. Il ciclo di appuntamenti e di approfondimenti naturalmente non è fine a se stesso, ha comunque un obiettivo che il teatro si propone, quello di far conoscere l'evoluzione della nostra musica, della musica napoletana, le innovazioni discografiche degli artisti che hanno segnato il nostro periodo della canzone, ma soprattutto che ci introducono alla nuova canzone napoletana moderna, certo, per cercare comunque un fil rouge anche per le nuove generazioni. È un momento importante questo. Importantissimo, Bisogna perché se le radici sono Esatto, le chiare, allora l'albero è sano. È vero. Un'ultima occasione per ascoltare anche dei dischi rarissimi. C'è qualche brano, noi abbiamo appunto ascoltato Tempo Antico, che non tutti conoscevano, in primis io. Quali altri brani avremo l'occasione di ascoltare attraverso questo ciclo di approfondimenti dedicato ad Enrico Caruso? Coro Ingrato, per esempio. Coro Ingrato è una canzone che è stata scritta in America da due italo-americani, Riccardo Cordiferro, che era un grandissimo amico di Caruso, la scrisse per lui e fu registrata a Camden, nel New Jersey, da Caruso. Quindi è la prima canzone napoletana che è stata creata, interpretata, registrata negli Stati Uniti, che dagli Stati Uniti è arrivata dappertutto. Poi tutti i tenori dicevano ok, se la canta Caruso la cantiamo anche noi, ed è stato così che l'hanno cantata, non so, Domingo, Pavarotti. Anche Maradona l'ha cantata. Anche Maradona, esatto, l'altra stella. Insomma, fino al 26 maggio, conferenze cantate, non perdiamo l'appuntamento dedicato al grande Enrico Caruso e l'onore e il piacere di aver avuto qui con noi oggi Mauro Gioia, che ci ha presentato Tempo Antico, questo brano di Enrico Caruso, e che ti ritroveremo anche in occasione di questa conferenza. Grazie. Complimentissimi, grazie per averci parlato del grande tenore Enrico Caruso. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con noi con Mattina Live.